stavamo qua anche piuttosto assonnati e ci troviamo con dei fari, non le lucine, sai, di quelle piccole del cellulare, proprio 2 fari puntati addosso, che ci hanno letteralmente abbagliati. Erano circa le 23:45 quando i signori Lorenza e Pietro, seduti sul divano mentre guardavano la televisione, si sono trovati puntati dentro casa alla forte luce di 2 torce. La prima reazione è stata quella di socchiudere la porta finestra che dà sul giardino privato dell'abitazione del condominio di Via Sicilia a Castelfranco e affrontare così i 2 giovani che hanno battuto con insistenza i pugni contro la porta a vetri. Quelli si avvicinano un po' di più, ovviamente non li faccio entrare, e mi dicono non siamo ladri, stia tranquillo, vogliamo sapere dove sono i cestini. Entrati dal cancello che affaccia sul giardino condominiale, i 2 avrebbero chiesto ai coniugi dove fossero i loro cestini. Un sacchetto di cioccolatini, il motivo dell'irruzione nella proprietà privata. Con l'invito di andarsene in fretta e la minaccia di chiamare i carabinieri, i 2 si sono poi allontanati. Al loro arrivo le forze dell'ordine hanno trovato i giovani nei pressi del parco pubblico adiacente, dichiarando che il motivo della loro ricerca con tanto di torce fosse proprio un sacchetto di cioccolatini. Ma i residenti denunciano situazioni ambigue ormai da un paio di mesi. È un pezzo che noi vediamo girare questa gente nulla facente che frugano in tutti i cestini, probabilmente c'è cessione di droga tramite i cestini, probabilmente il mio cestino è uno del riciclo della droga. Era poi di poche ore prima l'acceso diverbio sulla strada vicina al condominio che ha allertato i residenti. Ci siamo un attimo, allarmati, nel senso abbiamo pensato che comunque ci fossero delle persone che stavano litigando perché erano più di una. Il fatto è successo nella parte interna che si affaccia al giardino condominiale dove purtroppo c'è poca illuminazione, tanto che circa 4-5 anni fa da me sono saliti e me li sono trovati in casa. Dopo il grande spavento, quello che i residenti chiedono è sicurezza. Sarebbe la cosa più normale di questo mondo, sicurezza. Cioè, sicurezza. Purtroppo non c'è. I provvedimenti noi li abbiamo già presi perché abbiamo comunque fatto installare un sistema d'allarme. Ecco. Capisce bene che sono insufficienti, non ti garantisce un sistema d'allarme quando ci sono personaggi che sono sfrontati, perché non hanno paura di niente.